Ben ritrovati dalla redazione. Un uomo ha perso il controllo della sua moto finendo contro la recinzione di una casa. L'incidente è avvenuto ieri alle 17:30 a Maiano, in via Sopravilla, all'altezza del Civico 32. Il motociclista, un 26enne di origini romene residente a Gorizia, è rimasto ferito in maniera seria ed è stato portato con l'elicottero del 118 all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il giovane che lavora a Maiano viaggiava in sella a una Kawasaki Enduro. Un minorenne è stato accoltellato in pieno centro a Gorizia davanti a numerosi testimoni. Il tutto è iniziato con una lite per futili motivi tra ragazzini, un italiano e due di origini bengalese, all'inizio con spintoni, poi con calci e pugni, e infine uno degli stranieri ha colpito con un fendente alla gamba il ragazzo italiano. La ferita non è risultata grave, il ferito è stato portato in ospedale dal 118, sul posto anche la Polizia di Stato, che ha raccolto le testimonianze ed effettuato ricerche finché, a quanto si sa, i due ragazzi sono stati individuati e denunciati. La sinistra sbaglia a voler continuare a trattare la sicurezza come un tema di destra e a dimostrarsi ostile ad ogni iniziativa. La sicurezza è sempre di più un bene primario per il cittadino, cardine della qualità della vita, e a opporsi in modo palesemente strumentale non si fa un dispetto alla maggioranza ma a tutti i cittadini. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla sicurezza per Paolo Roberti, intervenendo sul dibattito nato a Trieste dopo l'approvazione della mozione sul controllo di vicinato, già approvata in quarta e settima circoscrizione, ma che ha incassato le perplessità dell'opposizione. Il progetto prevede la creazione di gruppi di cittadini sentinella che tramite chat possano segnalare situazioni sospette a un coordinatore incaricato di trasmettere le informazioni alle forze dell'ordine. Un incremento del 18% è il dato di crescita dei visitatori di Olio Capitalia, che dalle 12.000 presenze del 2024 passa a quasi 14.200 ingressi. Il Salone dell'olio extravergine di oliva tipico e di qualità dal 14 al 16 marzo con 200 produttori si conferma riferimento nazionale per l'extravergine italiano. Alcuni produttori sono giunti dall'estero, è il caso di una delegazione greca che ha occupato una decina di postazioni, un appuntamento internazionale per i piccoli produttori con oltre 600 incontri con buyer di tutto il mondo, dall'Australia alla Grecia, dalla Lituania a Singapore, poi dibattiti, approfondimenti e degustazioni. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo coperto, in giornata miglioramento con ampie schiarite, possibili precipitazioni sparse, in genere deboli o moderate, più probabili sulla fascia prealpina e alta pianura, e nel pomeriggio alternate a lunghe fasi senza precipitazioni, quota neve sui 1000-1300 metri, temporaneamente in calo fino a 700 metri circa, in serata sulla costa Bora moderata e fredda, temperature minime. Per quanto riguarda le temperature, appunto, minime in pianura fra 2 e 5 gradi, sulla costa fra 4 e 7, ovunque le temperature massime fra 11 e 13 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.